Il mio confidente. Perché? Il mio confidente a me ci ha detto che in questo quaderno, durante l'anno, avremmo scritto ciò che noi pensavamo, cioè, avremmo espresso i nostri pensieri per iscritto, quindi sarebbe stato il nostro confidente. Poi abbiamo sentito alcuni passi in cui si parla... Ecco, erano anni in cui c'era la famosa presa la conquista dell'impero in Africa, e per cui le notizie erano come dire, calde, i nostri soldati erano in guerra. Però mi diceva prima insomma che facevano tanta propaganda. La propaganda fascista era veramente immensa, guardi. Tanto è vero che ci hanno talmente inculcato questo Mussolini grande, immenso, padre della patria, che noi credevamo così, spero i santi erano in paradiso, ma pensavamo che fosse un santo vivo, insomma. Tanto era la... Ma com'era? Lei è stata a Valle di Cadore fino a che età? Guarda, sempre stata Valle di Cadore io, no? Finita la quinta elementare, mia mamma voleva farmi studiare, in poche parole, ma a Valle non c'era nessuna scuola, tanto non c'era neanche le scuole medie ancora, c'era solo le scuole elementari. Tanto è vero che io per avere l'esame d'ammissione alle scuole superiori ho dovuto andare a Belluno e sono rimasta 3 mesi a Belluno, in pensionata Maria Bambina di Belluno, per prepararmi appunto per l'esame di ammissione. E ho frequentato le scuole Gabelli di Belluno, qui che ho conseguito il diploma di elementare, e dopo mia mamma mi ha iscritto al Collegio Immacolata di Conegliano. Ecco. E quindi lei poi è venuta giù a Conegliano? E io sono venuta a Conegliano e sono rimasta 7 anni interna in collegio. Cioè, le scuole erano pulite, le scuole erano insegnanti. Senta, come ha vissuto la guerra? Guardi, io, intanto, i primi anni di guerra io ero in Collegio Immacolata, no? Prima. Poi, a causa che mi sono ammalata durante e non c'ero, mi hanno portato in ospedale Conegliano, ma finita per la degenza, hanno consigliato a mia mamma a non lasciarmi più in collegio interna, perché mancava il gasolio, era un tempo di guerra, e mancava il gasolio, perciò nelle camerate c'era freddo. E allora noi avevamo poi adesso una campagna, una tenuta a Marino di Piave, a Sopprata di Marino di Piave. Allora mia mamma da Valle, dove abitavamo, è venuta giù a abitare nella casa dove c'erano già i miei zii, a Sopprata. E da Sopprata andavo al Collegio Immacolata esterna, in bicicletta, tutte le mattine, 8 km ogni mattina. Ma ad esempio la guerra qui, come l'ha vissuta? Guarda, io posso ringraziare il Signore perché a noi non è mancato niente, eravamo in campagna, producevamo roba nostra, per cui non ho patito la fame, però disagi sì ne abbiamo patiti, sa. Comunque disagi non ne abbiamo avuto. Guarda, quanto sarà da qua a Bonicelli là? 400 metri. Ecco, è caduta una bomba un giorno, che era il 15 dicembre del 1944, che ci ha dato tutti i vetri delle finestre, lo scoppio. E non c'era modo neanche di vedere, abbiamo messo tutte le carte eccetera per ripararci, era il 15 dicembre, non era poco. E così per dire, ma disagi sì, sicuramente. Poi noi non avevamo le tessere anulari, per cui a parte l'olio che potevamo comprare, tutto il resto dovevamo arrangiarci. Quindi c'era il mercato nero? Noi il mercato nero non abbiamo mai... Ci siamo sempre arrangiati, in poche parole, insomma.
con quello che avevamo, con quello che... Sì. Senta, ma com'era la sua maestra? Ah, Come si chiamava intanto la maestra? non la maestra non c'era Valle. La maestra è rimasta a Valle, no? Sì, e come si chiamava? Maddalena Talami, era originaria di San Vito di Cadore. Com'era questa maestra? Era molto severa, ma molto esigente e bravissima. Io la ricordo veramente con riconoscenza, perché guardi, quando io in prima magistrale ero al Collegio Immacolata, no? L'analisi logica grammaticale nessuno lo sapeva come me. È stata una bravissima maestra. Senta, ma perché ha deciso di fare poi la maestra lei? Ah, era già previsto. Mia mamma aveva già previsto che avrei fatto... Non c'era tanta scelta a quei tempi, sai, di scuole per donne. Le magistrali, se no non c'era mica... Scuole superiori per donne non ce n'erano. Le scuole superiori erano tutte per maschi, il resto, insomma. Magistrali e basta. Quindi è stata una sorta di emancipazione di fatto andare a scuola a fare la maestra. Cioè, è stata un'elevazione. Ah, guardi, a Valle di Cadore, che hanno potuto frequentare scuole superiori, eravamo in 3. C'era Teresa Soncini, la mamma di Romolo, che lei era in collegio delle Canossiane, lei Canossiane era Crespano del Grappa forse? No. Poi c'era un'altra, Lola Agnoli, che era in collegio con me, e io. 3 eravamo in tutto il paese che hanno potuto frequentare le scuole superiori a quegli anni, 3. Lei deve capire che in quegli anni i banchi nei vari Cadore non esistevano, non c'era neanche una, c'era solo quello del chauffeur, Angel chauffeur, che faceva solo servizio per malati, oppure per portare gente alla stazione di Grazia, perché bisognava andare a Grazia per prendere il treno, ecco. Senta, ma poi allora ha fatto la maestra, com'è stata lei? Com'è stato fare la maestra? Come? Che esperienza è stata? Ah, guardi, intanto sono stata supplente per 7 anni, perché finita la guerra, l'ultimo concorso era stato nel 42 e poi nel 48, finita la guerra, l'hanno fatto il lato. Ci sono bucati 6 anni di maestri, poi c'erano i reduci, i combattenti, i feriti, gli orfani, che tutti avevano dei punti. Io non avevo nessun punto a favore perché avevo solo il mio diploma, per cui i punti del diploma soli erano poco per sperare di... Io ho fatto 4 concorsi magistrali, sono stata promossa a tutti quanti, ma solo nell'ultimo sono entrata in ruolo. In che anno? Nel 55. Nel 55. Hai fatto cosa, la maestra elementare? Sì, qui con me perché ormai era sposata. Senta, ma cosa significa fare la maestra elementare? Vuol dire, guarda, insegnare ai bambini da 6 anni fino ai 12. Sì, praticamente... Ma insegnargli cosa? Cioè insegnargli anche la vita? La vita, guardi, la vita, vi dirò che erano anche classi molto numerosi. Il compito della maestra elementare in quegli anni, in quel primo periodo, era più che sia didattico, era insegnare a leggere, a scrivere, a far di conto, sì, più che... Poi c'erano i sacerdoti, le dottrine, eccetera. La vita era molto ristretta nei paesi. Senta, e rispetto alla scuola di adesso? Guardi, no, mia figlia è appena andata in pensione e ha detto che non tornerebbe, non insegnerebbe neanche più neanche lei. Perché adesso non capisco, fra i telefonini che hanno per le mani non hanno interessi al di fuori di quelli. E lei tornerebbe a insegnare, se tornando indietro tornerebbe? No, sì, tornerei a insegnare, ma non con i bambini di oggi. Bella questa. Questa è bella. No, con i bambini di oggi è bella sta qua.
Tornerei a insegnarmi, no, con i bambini. Aspetta che faccio l'ultima domanda. Senta, signora maestra, ma per lei cos'è questo quaderno? Ah, guarda, per me è una reliquia, perché scorrendo le pagine, ieri ne ho lette alcune, non è che sia sempre a leggere queste, mi sono immedesimata nel periodo storico, nell'epoca, con la mentalità di allora, con le esperienze di allora, con la vita che si faceva allora. E guardi, vi assicuro che è veramente un ricordo carissimo, perché solo leggendo questo si può capire la mentalità, i sentimenti, non so, quanto passava per la mente e come si viveva. E di che cosa ti si contentava, quali erano le cose che ti davano più piacere. Secondo lei, adesso è un luogo comune, si stava meglio, si stava peggio? Cos'è che lì c'era che adesso non c'è più? Guarda, che c'era la semplicità di vita, il volersi bene, aiutarsi a vicenda. Adesso ognuno pensa per i fatti suoi, ognuno vive a casa sua, non c'è comunione. Una volta non c'era né radio né televisione, naturalmente. La sera ci si riuniva per le case, forse qui nel Veneto, qui a Marino, durante la guerra si andava nella stalla per scaldarsi, perché sì, noi avevamo anche legna eccetera, ma la cucina era grande, non c'erano le comodità che ci sono adesso, insomma. Però c'era semplicità. Tanta semplicità e tanta buona volontà di aiutarsi. Quando uno aveva bisogno non si facevano storie, si aiutava, in qualsiasi modo. Forse è quello che ci ricorda questo quaderno. Questo mi ricorda la vita che ho fatto, ma veramente leggendolo riesci a ritornare allora, perché senti proprio lo spirito con che mentalità, con che spirito si viveva. Grazie. Adesso l'unica cosa che vi domando, a Messera